Durante la Prima Guerra Mondiale la gestione del lutto e dei soldati caduti era lasciata agli organismi di propaganda. Durante la guerra non si possono fotografare i soldati caduti, non si possono mandare immagini di soldati morti alle famiglie e si può solo onorare il soldato in quanto eroe caduto per la patria. Tutto questo rimane uguale per la durata del conflitto, però quando dopo il 4 novembre la guerra finisce, bisogna affrontare il problema dei quasi 700.000 soldati che sono caduti per la patria. Se prima erano degli eroi caduti per la patria, perlomeno così venivano rappresentati, dopo si è cominciato a pensare che in realtà erano non solo degli eroi, ma erano anche dei cittadini caduti per la patria, dei mariti caduti per la patria, dei figli caduti per la patria. Ricordarli diventava una cosa importante e una cosa di dominio pubblico. Il primo monumento costruito nel dopoguerra è il monumento di Bivio Paradiso, il monumento dedicato ai cavalleggeri di Aquila e di Mantova. Questa è una particolarità perché la gran parte dei monumenti costruiti da quel momento in poi non sono voluti dai militari, ma sono voluti da una serie di comitati spontanei, comitati cittadini, da commilitoni che come liberi cittadini hanno voluto ricordare i propri compagni caduti in guerra. E lo scopo è quello di sì mantenere viva la memoria, di dare valore alla perdita di queste persone e di dare anche sicuramente consolazione alle famiglie che avevano avuto queste perdite. La Grande Guerra fu un'immane tragedia, 650.000 morti sono certamente un numero elevato che incise poi per tutta la vicenda successiva nel lutto che la popolazione italiana dovette subire. Fino allora il lutto tradizionale era un lutto individuale che si fondava sulla presenza di un corpo e di un luogo. Nel 1915, già nel giugno, l'esercito avverte le famiglie che i corpi dei soldati non verranno mai restituiti e che verranno sepolti sul campo di battaglia. Questo comportò ovviamente una serie di problemi vastissimi, come ad esempio l'abbandono di moltissimi di questi corpi, la nascita di cimiteri militari o di sepolture sparse o nei cimiteri civili. Come venne affrontato quello che venne chiamato il culto dei caduti? Inizialmente si interessò dei caduti la Chiesa, che ha una preeminenza nelle onoranze funebri storicamente. Le famiglie cercarono di sopperire alla mancanza degli elementi fondamentali del lutto con altarini familiari, con necrologi, con opuscoli. Questo non bastava. Il rientro a fine guerra dei reduci modifica questa elaborazione pretendendo la nascita di monumenti ai propri compagni d'arme. Questi monumenti escono dalle chiese, dai cimiteri e vanno a occupare i luoghi pubblici dove c'è una maggiore visibilità, mantenendo un carattere che fino allora era l'unico presente, il senso del dolore e della pietà. Quindi il caduto disteso, coperto dal pianto materno, gli angeli che lo sollevano e spesso nelle lapidi e nei monumenti la condanna della guerra. Questo aspetto verrà superato subito dopo dal fascismo. Il fascismo si pone il problema di dare un senso, giustificare la guerra valorizzandola. Il fascismo in questo modo pretende una nuova espressione della monumentalità dei caduti. Il soldato da disteso viene messo in piedi con il gladio elevato, tenendo in mano spesso la vittoria. Evidentemente questo senso della vittoria tende a giustificare la guerra e a valorizzare la militarizzazione del cittadino, cioè il cittadino deve essere un soldato, deve essere un eroe. Questo va a coincidere col progetto del fascismo di creazione dell'uomo nuovo. E da dove si deve iniziare? Dalla scuola. Quindi la scuola viene investita direttamente da tutta una campagna di trasformazione e di fascicizzazione. Con le prime direttive del ministro Lupi si creano i parchi delle rimembranze, i bambini diventano i custodi, le guardie di questi parchi, nelle scuole vengono create le lapidi sui caduti, vengono fatte pellegrinaggi nei luoghi di guerra, la stessa scuola spesso porta la denominazione di un caduto, i libri di testo coltivano la figura dell'eroe e praticamente quell'applicazione che si esprime nel motto tipico dell'Opera Nazionale Balilla, libro e moschetto, che poi diventerà
credere, obbedire e combattere, finisce per culminare in quella che è una vera e propria fascistizzazione tesa proprio alla militarizzazione dei bambini e dei futuri cittadini per le imprese che il fascismo pensa di dover compiere. Non monumenti ma asili. Il dispositivo normativo emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 1927 favorì l'avvio di una fase nuova rispetto alla commemorazione dei caduti della Prima Guerra Mondiale e consentì a molte amministrazioni locali di dare inizio alla costruzione di asili monumento e non più di monumenti commemorativi ai caduti che avevano caratterizzato la prima fase di commemorazione della Grande Guerra e che in tutto il Friuli aveva coinvolto tantissime comunità con la costituzione di comitati spontanei destinati alla costruzione dei monumenti ai caduti in ogni piccola realtà del territorio regionale. Con l'irradicamento del regime fascista anche in Friuli, dal 1928 e l'assegnazione di finanziamenti agli enti locali veniva avviata una grande fase di realizzazione di asili destinati anche alla commemorazione dei caduti della Grande Guerra. Questi edifici pubblici, particolarmente attesi dal regime, avevano la funzione anche di ospitare numerosi bambini e le bambine delle comunità rurali friulane, perché dobbiamo considerare che c'erano moltissimi orfani, figli di vedove e bambini lasciati sulle strade al loro destino. E quindi a partire da questo periodo, appunto 1927-1928, vennero realizzate dalle amministrazioni comunali e dalle parrocchie anche numerosi edifici di questa tipologia, da San Vidotto a Romans di Varmo, dall'episodio aulico di Codroipo di Ettore Gilberti fino alle realizzazioni delle frazioni di Goricizza, Beano e Pozzo di Codroipo. Quest'ultimo un episodio particolare, piuttosto tardo perché realizzato dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, è opera di un capomastro, Vittorio Brunisso, che era stato per 30 anni capomastro e costruttore a Bratislava in Cecoslovacchia. Il governo fascista si caratterizzò fin da subito per la particolare attenzione nei confronti delle giovani generazioni e del loro indottrinamento morale e ideologico, tanto che nel 1926 istituì una delle più imponenti organizzazioni giovanili mai esistite prima di allora, l'Opera Nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù. Si trattava di un ente morale con sede a Roma che aveva appunto lo scopo di preparare i giovani fisicamente e moralmente, rendendoli così degni della nuova norma di vita italiana. Per raggiungere tali intenti, l'Opera Nazionale Balilla si servì di un minuzioso apparato governativo, costituito da un consiglio centrale e una giunta esecutiva, collocati nella capitale, e da tutta una serie di comitati provinciali e comunali dislocati nei vari territori del Regno d'Italia. L'Opera Nazionale Balilla raccoglieva al suo interno bambini e ragazzi d'ambo i sessi che avevano un'età compresa fra gli 8 e i 18 anni e che inizialmente venivano inquadrati come balilla e piccole italiane per poi divenire, al compimento del 14° anno d'età, avanguardisti e giovani italiane. Tutti contraddistinti da una specifica uniforme che dovevano indossare nelle istituzioni premiliari
militari, nelle esercitazioni ginnico-sportive e più in generale nel corso di tutte le celebrazioni pubbliche alle quali erano tenuti a partecipare. Nel corso del tempo si assistette ad un progressivo potenziamento delle organizzazioni giovanili e al loro parallelo inserimento all'interno del mondo scolastico, grazie soprattutto all'insegnamento obbligatorio dell'educazione fisica nelle scuole elementari e medie, all'attuazione dei nuovi programmi didattici, alla pubblicazione di manuali e di libri di testo unici che contenevano numerosi riferimenti all'Opera Nazionale Balilla, ma soprattutto grazie alla fervida attività di propaganda esercitata dagli stessi insegnanti, come ci dimostrano i registri e i giornali di classe delle scuole elementari di Codroipo. Rispetto all'educazione della gioventù, l'esperienza delle case del Balilla era assolutamente originale, perché se a livello nazionale l'Opera Nazionale Balilla, attraverso Renato Ricci, il suo presidente, sceglieva gli architetti più moderni e interessanti direttamente a Roma, affidandogli gli incarichi delle costruzioni e delle progettazioni, in Friuli la questione fu gestita tutta a livello locale, tenendo come responsabile il presidente locale dell'ONB, Primo Fumei, lasciando nelle sue mani la scelta di progettisti che non venivano da fuori ma erano espressione della società. Dovevano però essere professionisti in grado di essere alla moda rispetto alle cose più innovative che venivano fatte in Europa. Questi giovani architetti si trovarono a dover ripensare alla organizzazione di strutture completamente nuove di servizio per i giovani. All'interno di queste nuove architetture dovevano esserci nuovi strumenti di comunicazione e di formazione per quello che era il giovane italiano o la giovane italiana che il partito voleva accompagnare rispetto a una crescita in qualche modo programmata dal partito, dal PNF. E quindi queste strutture avevano cose assolutamente nuove come attrezzature cinematografiche, palestre, spazi per il controllo dello sviluppo del corpo fisico e poi ai fianchi e sugli spazi esterni campi sportivi, giardini, solarium per prendere il sole, per fare iniziative di ricreazione e soprattutto per le colonie. Le case del Balilla con le loro attrezzature accoglievano soprattutto durante l'estate, quando non c'era la scuola, i giovani e li allontanava dalle famiglie. Questo permetteva di alleviare il desco familiare e di costruire quindi un'assistenzialità nuova e diversa in un periodo di grande difficoltà economica, che è quella della crisi degli anni 30. Negli anni 30 del Novecento si assiste in Italia ad un acceso dibattito sulla riproposizione della pittura murale nelle opere pubbliche. Questo dibattito sfocerà nel 1942 con la legge sulle arti figurative, la cosiddetta legge del 2%. La ricaduta di questo dibattito la si trova in Friuli con l'attività dell'Opera Nazionale Balilla, la quale nella realizzazione delle proprie sedi inserisce degli elementi decorativi. A Codroipo viene realizzata nel 1935 la nuova sede. Sull'edificio realizzato da Hermes Midena interviene l'allora 28enne pittore Ernesto Mitri con una decorazione con la tecnica del graffitto che Mitri aveva già utilizzato 2 anni prima alla Triennale, dove rappresenta una serie di scene con figure maschili e femminili impegnate in attività sportiva ginnico-educativa. Viene trattato anche il tema della maternità. Il messaggio è molto chiaro ed è rivolto alle giovani generazioni. Le figure hanno una dimensione al vero ed erano pensate anche per essere osservate da lontano e sono rappresentate con uno stile che rimanda sicuramente alla pittura di Mario Sironi, ma anche guarda alla pittura egizia.